onda Filo Diretto. E dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Uno, non tradirli mai, fedente. Due, non li deludere, credono in te. Tre, non farli piangere, vivono in te. Quattro, non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche e tutto lascerai, per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. E tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei, ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Uno, non tradirla mai, fedente. Due, non la deludere, lei credente. Tre, non farla piangere, vive per te. Quattro, non l'abbandonare, ti mancherà. E la sera cercherà tra le braccia tue tutte le promesse, tutte le speranze per un mondo d'amore. A te la linea, Antonino. Grazie caro Francesco, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, di nuovo buona mattinata, alle 11:10 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, in sostituzione di Sammy Varin per questo Zoom, il drive time in mezzo a Potere al Popolo. E allora cominciamo con il Qui Parlamento. Abbiamo l'onorevole Stefano Candiani con la partecipazione delle sinistre all'UE. Commentate intanto le notizie di stamattina, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, e poi dopo il Qui Parlamento apriremo il telefono allo 0292947222. Vai pure Francesco, grazie. Qui Parlamento. Grazie Presidente, ci avviamo come ogni anno all'approvazione delle risoluzioni, nel caso specifico segnatamente a quella di maggioranza che abbiamo sottoscritto, relativamente alla relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione Europea per il 2026 e sulla relazione programmatica di partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Questo non è un provvedimento solo formale ed è molto più importante rispetto alle risoluzioni che vengono approvate ogni volta sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle riunioni del Consiglio europeo. Perché? Perché qui dentro c'è un po' l'ossatura stessa di come l'Unione Europea deve lavorare e come il Paese, ovviamente l'Italia, intende operare in seno all'Unione Europea, perché le decisioni prese non siano incoerenti sia rispetto al nostro interesse che quello generale dell'Unione Europea. Sono state scritte delle risoluzioni, noi ne abbiamo una che si potrà notare si differenzia anche da quelle degli altri gruppi politici, a partire dal merito proprio politico di contenuto, anche per la lunghezza e per l'estensione. La nostra risoluzione prevede ben 64 punti di impegni al governo. Potrebbe essere in maniera molto riduttiva definita un'esagerazione. No,
La ragione è molto semplice, non è stringata come quelle dell'opposizione che sono fatte essenzialmente per contrastare, ma è fatta per dare un messaggio, un sussidio di aiuto all'Unione Europea attraverso l'azione politica della maggioranza che si esplica attraverso l'azione di governo in sede europea. Sono punti molto precisi, si parla di tutto, dall'agricoltura ovviamente al digitale, dalla transizione energetica, passando attraverso le politiche migratorie, piuttosto ancora alle difficoltà che stiamo attraversando con la crisi energetica e le guerre aperte dall'Ucraina al Medio Oriente, quindi la politica estera e tutto quanto riguarda il welfare europeo e l'economia. Ecco, qui dentro abbiamo cercato di inserire appunto ciò che appartiene alla nostra cultura, che non è una cultura di opposizione all'Unione Europea. La Lega non è mai stata opposta all'Unione Europea. La Lega è opposta all'euroburocrazia europea. La Lega è opposta a quella degenerazione dell'Unione Europea che ha allontanato l'Unione Europea dai suoi cittadini. Noi addirittura, lo ricordo non per amarcord, ma per correttezza di storia, addirittura alla fine degli anni 90 avevamo inserito nella nostra tesserina di partito la bandierina dell'Unione Europea. Non era uno svarione casuale, ma perché allora, come oggi, l'Unione Europea può risolvere quelle aporie che a livello di singolo paese nazionale restano irrisolte. Era la questione meridionale, la questione settentrionale irrisolta, il rapporto regionale tra lo Stato centrale e le regioni. La nostra visione di Unione Europea doveva andare in quella direzione, risolvere quelle aporie, rompere i confini nazionali e fare nascere finalmente un'Europa delle regioni. Non è stato così, è stato esattamente l'opposto. Ci troviamo oggi di fronte a una autorità centrale di Bruxelles che comanda, che impone agli Stati membri, a prescindere dagli interessi dei singoli cittadini, delle logiche politiche che spesso e volentieri appaiono, se non in tutto, ma nella gran parte, nella maggioranza, piegata di interessi economici lobbistici. Questo è quanto di più lontano ci sia dalla visione politica che la Lega ha sempre avuto nell'Unione Europea e l'abbiamo anche inserito in questa risoluzione. Vede Presidente, passo direttamente a spiegare alcuni punti degli impegni che abbiamo chiesto al Governo di prendere. A partire dal numero 1, l'impegno numero 1 principale, si è data da parte della Commissione europea e delle altre istituzioni europee un'applicazione più rigorosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, quanto dicevo poco fa, anche tenendo in maggiore considerazione le specificità economiche e sociali dei territori, dei singoli Paesi membri e delle regioni. Siano a questo scopo presi in considerazione in modo sistematico e dando conto dei relativi seguiti i rilievi formulati in merito a ciascuna iniziativa politica e legislativa dei parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di allerta e precoce del protocollo, eccetera. Abbiamo approvato in questa legislatura molti pareri motivati, che tecnicamente sono pareri contrari rispetto alle direttive, rispetto ai regolamenti europei. Meglio. Questo non è dato in funzione altro che da una valutazione nel merito. Ci siamo trovati troppo spesso di fronte, e penso soprattutto ai temi ecologici, a delle scelte ideologiche, svincolate dalla realtà dei fatti, che hanno imposto e cercano di imporre delle suggestioni ideologiche, appunto, che producono poi invece delle crisi economiche profonde come quella che stiamo vivendo, perché svincolate dalla realtà. E allora su questo il nostro Parlamento, ovvero la Commissione Politica dell'Unione Europea, ha dato un parere contrario motivandolo alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo. Occorre che questi pareri però siano tenuti in debita considerazione. Vede Presidente, sono andato a riguardarmi per questione statistica e anche di logica rispetto a quello che stiamo argomentando, quelle che sono le proposte normative, ovvero gli atti normativi dell'Unione Europea degli ultimi 5 anni. Nel 2021 l'Unione Europea ha emesso 2115 atti normativi, di cui 210 primari. Nel 2022 1973, di cui 190 atti primari, ovvero direttive e regolamenti. Nel 2023 ben 2148, di cui 220 atti primari. Nel 2024 altri 1388, di cui 146 atti primari. Nel 2025 1832, di cui 150 atti primari. Un'esagerazione, questa è l'euroburocrazia che noi contrastiamo.
che rende impossibile la vita ai nostri operatori economici, alle nostre imprese, ai nostri artigiani, ai nostri commercianti, ma che rende anche difficile la vita al nostro paese. Spesso e volentieri ci siamo trovati di fronte a proposte di regolamenti o direttive dell'Unione Europea prive della valutazione di impatto. La valutazione di impatto, lo specifico, è importantissima perché considera quelli che sono gli effetti che producono quelle regolamentazioni europee. Mancando questo tipo di indicazioni, ovviamente l'Unione Europea dice dovete adottare questi atti a prescindere da tutto perché servono all'Unione Europea. Ma ribadisco, con la visione del buon padre di famiglia, noi non possiamo adottare ciò che fa male alla nostra famiglia e alle future generazioni, e quindi abbiamo dato pareri contrari. Vede Presidente, giusto per avere un'idea, anche lo stesso modo con cui vengono titolate le normative europee dà l'idea di quanto la burocrazia si sia impossessata della regolamentazione europea, rendendola addirittura elefantiaca rispetto a ciò che dovrebbe esprimere. Ne prendo uno non insignificante, il regolamento sull'intelligenza artificiale. Leggo testualmente il titolo imposto dalla Commissione europea. Regolamento UE 2024-1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, legge sull'intelligenza artificiale e modifiche ai regolamenti CE numero 300-2008, UE numero 167-2013, UE numero 168-2013, UE numero 2018/858, UE 2018/1139, UE 2019 e va avanti ancora così. Possiamo andare oltre? Ma andiamo al Data Act, ovvero il regolamento sui dati. Il regolamento UE del 2023-2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 riguardante regole armoniose sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo, regolamento sui dati che modifica il regolamento UE 2017-2394 e la direttiva UE 2022-1828. Cioè, questo non è dare ai cittadini europei delle regole, questo è rendergli la vita impossibile. È certo che poi nascono una pletora di professioni che non producono ma consumano al solo scopo di interpretare e di applicare normative che sono oggettivamente barocche e completamente lontane da quella necessità di velocità che noi oggi avremmo bisogno per poter essere competitivi rispetto al resto del mondo. Questo è ciò che ci differenzia rispetto all'Unione Europea. Abbiamo sentito, Presidente, mi avvio a concludere, che il nostro governo sta agendo per indebolire l'Unione Europea. È un'affermazione che viene dai banchi di sinistra, ma l'Unione Europea siete voi a governarla. L'Unione Europea, se è debole, non è perché da questa parte ci sono delle critiche che vogliono stimolare un dibattito. L'Unione Europea è debole perché le scelte ideologiche che avete imposto in sede europea rendono oggi l'Unione Europea elefantiaca e impossibilitata nel competere rispetto. Imparate ad ascoltare colleghi, e a portare rispetto nel dibattito parlamentare. Onorevole In bianco avete appena favore. messo una targa con scritto Giacomo Matteotti. Si rispettano i parlamentari, non si Chiedo- offendono le opinioni altrui. Chiedo ai colleghi, per favore, recuperiamo un attimo la Imparate calma. a portare- Per favore, parli col Presidente, onorevole Candiani, e chiedo all'onorevole Amendola, per favore, di... la prego. Prego, onorevole Candiani. Sì, Presidente, Ovviamente ho ringrazio, bloccato Presidente. il tempo. Vede, c'è una differenza, un istante e chiudo, c'è una Perché? differenza fondamentale tra noi e loro. Anche noi nella nostra maggioranza abbiamo visioni non combacianti totalmente rispetto all'Unione Europea. Noi siamo critici nei termini che ho detto prima, altri, chi fa riferimento al Partito Europeo, è entusiasta, come è stato dichiarato prima. Abbiamo appena sentito le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle estremamente eurocritiche. Sappiamo che il Partito Democratico ha una posizione estremamente euroentusiasta. La differenza tra noi e voi è molto semplice, che voi agite da oppositori in Italia utilizzando l'Unione Europea per colpire il governo italiano. Noi agiamo con responsabilità dalla maggioranza, dal governo italiano per cercare di raddrizzare quell'Unione Europea che la vostra ideologia ha fatto deragliare. Questa è la differenza tra chi guarda l'interesse e il bene del paese e chi invece utilizza l'Europa per affondare l'interesse degli italiani. Questa è la differenza tra voi e noi. Grazie, onorevole Candiani. Qui Parlamento.
Che dire di più? Niente, l'onorevole Candiani ha detto tutto, appunto l'Europa non è un'arma da usare contro l'Italia, ma è anzi un'opportunità da cogliere e riformare per il nostro paese. 0292947222 se volete essere dei nostri per telefono, il telefono è aperto, oppure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir voglia sì. Vi preannuncio un fatto: domani alla stessa ora all'interno di questo contenitore andrà in onda Dentro Montecitorio della nostra Laura Cavandoli e avremo insomma un bel po' di argomenti interessanti per voi, che ci auguriamo siano diciamo fonte di ottima riflessione per voi. Quindi niente di che, insomma, restate con noi e continuate a informarvi e cerchiamo in fondo di guardare a questa realtà e a riflettere sulle cose con i contributi che cerchiamo di offrirvi qui in radio. Va bene, le 11:23 minuti 37 secondi, diamo un'occhiata ancora alle agenzie. Medio Oriente, siamo all'ANSA, Medio Oriente live blog, Netanyahu ordina l'attacco sulla periferia sud di Beirut, Teheran, cessate il fuoco in Libano, condizione per la pace. Gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più, Berlino, preoccupa l'avanzata israeliana in Libano. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano: al momento non sono stati avviati negoziati relativi alla questione nucleare. Medio Oriente, Rubio sente a un Netanyahu, Hezbollah smetta per primo gli attacchi. L'anniversario Mattarella, il 2 giugno del 46, gli italiani segnarono la svolta nel paese. L'operazione di salvataggio, tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato in una grotta a 120 metri di profondità. 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, un mito senza tempo, era nata a Los Angeles il 1 giugno del 1926, mostre, documentari, programmazione TV speciale per celebrarla. E poi l'astronomia, nel cielo di giugno una danza dei pianeti saluta l'estate, in scena soprattutto Venere, Giove e Mercurio. Andiamo a vedere, questa è una bella cosa curiosa. Sentite che scrive l'ANSA: una danza dei pianeti saluta l'arrivo dell'estate nel cielo di giugno. Venere e Giove in compagnia di Mercurio sono pronti a incontrarsi. Scusate un attimo perché arriva la solita pubblicità. Sono pronti a incontrarsi più luminosi che mai e nelle migliori condizioni di osservabilità, come indica l'Unione Astrofili Italiani, l'UAI. L'arrivo dell'estate è atteso alle 10:24 del 21 giugno, quando la durata del giorno raggiungerà il suo massimo e le notti saranno le più brevi dell'anno, ma grazie ai pianeti e alle loro congiunzioni offriranno spettacoli imperdibili, soprattutto grazie a Venere, Giove e Mercurio, che brilleranno nel cielo del tramonto, mentre Marte e Saturno saluteranno le giornate dell'alba. Dal 9 al 15 di giugno Mercurio si potrà osservare nelle condizioni migliori dopo il tramonto sull'orizzonte occidentale. Ben visibile anche Venere, che tramonta circa 2 ore e mezza dopo il Sole. Poiché i pianeti più esterni si spostano lentamente rispetto alle stelle della fascia zodiacale, non è frequente il passaggio sul limite tra le due costellazioni. Ma Saturno il 3 giugno lascerà la Balena per tornare nei Pesci e il 22 giugno Giove lascerà i Gemelli per entrare nel Cancro. L'evento più atteso e spettacolare del mese è la congiunzione tra i due pianeti più luminosi. La sera del 9 giugno Venere e Giove saranno vicini tra loro, Mercurio si troverà nelle migliori condizioni di osservabilità. Tutti e tre i pianeti sono nella costellazione dei Gemelli, dove spiccano le stelle Castore e Polluce. Al mattino del 10 giugno, prima dell'alba, si potrà osservare la congiunzione tra Luna e Saturno, il 12 quella tra Luna e Marte. La sera del 17 giugno Venere e Giove si allontaneranno, mentre il falcetto di Luna crescente si farà strada per avvicinarsi a Venere. Si uniranno alle danze ancora Castore e Polluce e più in basso sull'orizzonte Mercurio. Tra le costellazioni, in tarda serata sarà possibile vedere sull'orizzonte meridionale quella dello Scorpione con la brillante stella di Antares. Si riconosceranno anche Bilancia, Scorpione, Sagittario.
Fra le stelle più luminose del cielo estivo ci saranno Arturo nella costellazione del Botes e Vega nella piccola costellazione della Lira, che insieme a Deneb nel Cigno e a Altair nell'Aquila forma il noto triangolo estivo, visibile nella porzione più elevata della volta celeste per tutta la stagione. Che meraviglia avere... Giuro, mi ha sempre affascinato questa cosa dell'esplorazione siderale con il telescopio. Aiuta perché ti perdi davanti all'infinito, aiuta a meditare. Mi piace molto questa cosa di poter guardare il cielo stellato la notte. Voi lo fate ancora? Vi capita di guardare verso l'alto in queste notti estive che sono così struggenti nel nostro paese? Effettivamente mi sovvengono le morte stazioni e le morte stagioni e l'eterno e viva il son di lei, ove un poco il cor non si spaura e naufragar m'è dolce in questo mare. Permettete. Il Presidente della Repubblica, appunto Mattarella, scrive questa lettera dal Quirinale, scrive sempre Lanza: cari prefetti, rivolgo un caloroso saluto a voi e a quanti nei diversi settori ricoprono pubblici uffici, animano le comunità locali, sono espressione della società civile. A quanti cittadini e cittadine celebrano oggi l'80° anniversario della Repubblica, il 2 giugno del 46 il popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della festa della Repubblica. La Repubblica, prosegue Mattarella nel suo messaggio, nacque da corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. E furono protagoniste in particolare le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno. E già, perché le donne, questo è un errore che si fa spesso, non è vero che le donne hanno votato per la prima volta al referendum costituzionale, votarono per la prima volta nella primavera del 46 per le amministrative. Tutto questo per un regio decreto luogotenenziale firmato da Umberto, non ancora re di Maggio, che appunto aveva finalmente allargato la possibilità di essere dell'elettorato attivo e passivo, quindi votare ed essere votate, alle donne. Certo è che il 2 giugno del 1946 appunto fu il giorno in cui si votò tutti assieme per qualcosa di epico. Certo, mancavano all'appello tanti italiani, erano gli italiani che erano prigionieri degli alleati, che erano prigionieri di guerra nei vari campi e che sono rientrati dai campi di prigionia degli alleati solo nel 1947, dopo la firma del Trattato di pace. A quegli italiani nessuno ha portato il seggio, a quegli italiani nessuno ha chiesto monarchia o repubblica, a quegli italiani nessuno ha chiesto di votare per l'assemblea costituente. Questi italiani vengono spesso dimenticati ed è per questo che io il 25 aprile non sento quella giornata come giornata di festa, al di là delle strumentalizzazioni fatte dalla sinistra. Questi italiani furono considerati un'Italia, sono stati dimenticati semplicemente perché avevano combattuto nelle forze armate del Regno d'Italia ed erano finiti prigionieri degli alleati. Grazie a Laura Cavandoli oggi si ricordano gli internati militari in Germania. Ci auguriamo che presto si possano ricordare anche gli altri italiani, quelli prigionieri di guerra, che, ribadisco, avevano semplicemente fatto il loro dovere, giusto o sbagliato che fosse, nei confronti del loro paese. Di loro non si ricorda più. Adesso sono le 11:32 minuti e 4 secondi, noi andiamo in pausa e ci sentiamo una canzone
di Rita Pavone, Cuore del 1963, perché, e poi ve lo spiego, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 40 4 08 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com. E già che siete lì sul sito, buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate, in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro. Trasporto gratuito. Fate voi. Visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata. Per te pace non c'è. Mondo, se rido e se piango è solo tu, dividi con me, yeah. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, le mie prime felicità, da quando l'ho conosciuto. Per me in pace non c'è. Io rivoglio bene, sai un punto di bene, e tu batti dentro di me. Ad ogni piccola, ad ogni tenera sensazione d'amore, ogni giorno lo so, sempre di più, tu soffrirai, oh mio povero cuore, oh mio povero cuore, soffrirai di più, ogni giorno di più, ogni giorno di più, di più, di più.
Ed era il 1963 quando Rita Pavone cantava Cuore, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi alle 11:37 minuti e 55 secondi, quasi 38 minuti, ladies and gentlemen, sempre qui su Radio Libertà, in accidentale sostituzione di Sammy Varin, che ritroverete il 3 di giugno. Domani ci sarò ancora io, 7:30, 9:30 rassegna stampa, poi dalle 11 alle 12 restate con noi perché ci sarà questa puntata ovviamente anticipata da palinsesto, dovrebbe andare in onda alle 14:10, ma andrà in onda alle 11:15 più o meno, di Dentro Montecitorio col sottoscritto e Laura Cavandoli, e parleremo di molte cose interessanti. Allora, perché intanto vi ricordo 340 670 9659 se volete essere dei nostri, oppure 029294 7222, il telefono è aperto. Ora, io, insomma, uno spera sempre di poter dare delle notizie positive. Bene, l'ANSA batte adesso Iran, non esiteremo ad agire per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Quindi la verità è molto semplice. Questi qui hanno preso per il culo Trump per più di un mese con sta storia della trattativa, ma il loro obiettivo era riprendere fiato per riprendere i loro bombardamenti. Auguri. Questo succede a trattare con delle serpi simili. Allora, e nel frattempo continuano a impiccare gente, questo in nome del fatto che, essendo governo di Dio, chi osa ribellarsi è colpevole del reato di ribellione contro Dio e quindi va impiccato, viene impiccato alle gru, signore e signori. Ma magnificatemelo ancora l'Iran, mi raccomando, gli Ayatollah, la Repubblica Islamica, perché l'Iran è un'altra cosa, è un paese che ha più di 3000 anni di storia e di civiltà. Allora, ma purtroppo nel 1979 è caduto in un medioevo scemo e sanguinario. Perché mio cuore di Rita Pavone? Perché, vedete, io quest'anno mi sono dato come idea nelle mie trasmissioni di cercare di parlare anche di qualcosa che dia un po' di speranza in questi anni così contorti. E allora voglio dirvi che l'Italia c'è ancora là fuori, ed è un'Italia che è capace, che è fatta di brave persone che sono capaci di gesti d'amore enormi. E questi gesti d'amore restano, non è vero che passano, non è vero che il bene che fai non serve a niente, non è vero, ti torna sempre in testa. Fanno giri più lunghi, ci mettono un po' di più, per carità, ma il bene vi torna sempre indietro, non ve lo dimenticate mai. Fate il bene, perché fare il male è una cosa orribile e quello ti torna subito indietro, ma il bene è una cosa che riempie la vita, che dà senso alla vita, dà sapore alla vita. Allora vi voglio leggere questa storia, che è una storia che molti hanno dimenticato, ma è bello raccontarvela. Allora, sabato 6 giugno a Padova ci sarà la cerimonia di premiazione sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio della 50ª edizione del concorso nazionale della bontà. Chi è che l'ha vinto quest'anno? Quest'anno 40 anni da un sì che ha donato vita. Il premio della bontà andrà a Marisa Barchi e Antonio Gobbato, che il 5 gennaio del 1986 autorizzarono l'espianto del cuore della loro figlia Francesca, morta per un'emorragia cerebrale, per donarlo a un'altra bambina. È stato il primo trapianto cardiaco pediatrico in Italia. Francesca aveva 8 anni, venne donato questo cuore e erano i primi giorni dell'86, durante le vacanze natalizie, quando Francesca ha avuto questo improvviso malore. Subito soccorsa dai genitori, dalla guardia medica, fu portata urgentemente all'ospedale di Feltre, dove venne posta la diagnosi di emorragia cerebrale. La bambina fu trasferita nottetempo alla neurochirurgia di Treviso per tentare ogni possibile cura. La rottura dell'aneurisma cerebrale purtroppo era stata devastante. I medici si trovarono in condizione di dover comunicare ai genitori
l'impossibilità di poter salvare la piccola Francesca. I medici quella notte però posero anche una domanda speciale, inattesa, straordinariamente gravosa per chiunque. A Roma ci sarebbe una bambina che avrebbe bisogno di un cuore sano. Siete disponibili a donare il cuore di vostra figlia Francesca? La risposta di Marisa e Antonio fu sì. La sera del 5 gennaio dell'86, presso l'ospedale di Treviso, un'equipe guidata dal professor Michele Toscano del Policlinico Umberto I di Roma prelevò il cuore di Francesca, che fu trasportato con un volo dell'aeronautica militare nella capitale e immediatamente trapiantato all'altra bambina di 7 anni, Moira Caradonna. È stato il primo trapianto di cuore da bambino a bambino in Italia. Moira è vissuta 22 anni, 7 mesi e 9 giorni col cuore di Francesca, ha potuto crescere, studiare, vivere grazie a quel sì. Oltre al cuore sono stati trapiantati anche i reni, salvando altre vite. Dal dolore improvviso e inimmaginabile dei genitori Antonio e Marisa è nato un gesto straordinario di altruismo che ha fatto la storia della medicina e ancora oggi rappresenta un esempio di generosità e amore universale. Questo è il primo premio. Poi c'è una sezione speciale che naturalmente è riservata alle scuole di ogni ordine e grado della penisola. Quest'anno il tema è ispirato alle parole di Papa Leone XIV: il male non prevarrà, costruire ponti comunicando, quando le parole diventano strumenti di pace e fratellanza. E naturalmente vediamo un po' chi è che ha vinto. È un po' lunga come cosa, va bene, diciamo che le scuole sono da tutta Italia, pensate che hanno partecipato qualcosa come 607 opere, 269 narrative, 313 disegni, 25 lavori multimediali di singoli o gruppi, 377 delle scuole primarie, 123 delle scuole secondarie di primo grado, 82 delle secondarie di secondo grado, provenienti da 29 province e 10 regioni, con 50 diverse istituzioni educative coinvolte. Pensate, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia hanno dato il loro contributo. La maggior parte degli elaborati dal sud Italia arrivano dalle province di Bari, Brindisi, Barletta, Andria-Trani, Lecce, Taranto e Foggia. Dalla Sicilia, in particolare da Agrigento, Trapani, Ragusa e Catania, oltre al Veneto, in testa con Padova, Treviso e Vicenza. Sono arrivati anche elaborati da Torino, Alessandria, Vercelli, Brescia, Milano, Novara, Como, Crema, Ravenna, Reggio Emilia, L'Aquila, Roma, Frosinone, Avellino, Matera e Reggio Calabria. La serata di premiazione, appunto, sarà sabato 6 di giugno sul Sagrato della Basilica di Sant'Antonio, nel contesto del Giugno Antoniano 2026. La cerimonia, che avrà inizio alle 20:45, si svolgerà all'aperto. Sarà accompagnata da interventi musicali a cura della Cappella Musicale della Pontificia Basilica di Sant'Antonio, diretta dal maestro Valerio Casarin. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Anche per quest'anno sarà media partner la rivista Messaggero dei Ragazzi, che pubblicherà i migliori elaborati e i disegni premiati. Se volete ulteriori informazioni potete consultare www.arciconfraternitadisant'antonio.org, per cui c'è anche il tram dalla stazione. Vi fate, anziché stare a guardare la televisione, se volete passare un sabato sera a ricordare che là fuori c'è tanta gente buona, c'è tanto bene che viene fatto, malgrado tante volte ci sia da disperare e non poco. E vi garantisco che certe mattine, quando io leggo i giornali, sia che debba fare la rassegna stampa per voi, sia che naturalmente me la debba fare per me, perché è chiaro che tutte le mattine devo prepararmi per la giornata, sì, certe mattine veramente c'è solo da dire che schifo di mondo nel quale viviamo, davvero. Ma per fortuna, insomma, c'è davvero, c'è ancora l'Italia là fuori, c'è ancora del buono e del bello là fuori, e mi piace ricordare queste due bambine, Francesca e Moira, che nel 1986 hanno veramente dato un segnale importante a questo paese, anche con la donazione di organi. Poi nel 94 toccò al piccolo Nicholas Green, qualcuno di voi se lo ricorderà, quel bambino californiano
morto in un tentativo di rapina sull'autostrada Salerno-Reggio, vicino tra l'altro all'uscita di Vibo Valencia, fu alle Serre, è stata l'uscita delle Serre, che ora non si chiama più così, si chiama in un altro modo, ma mi sono pure dimenticato. E quella fu anch'essa una storia che commosse non poco l'Italia. Nicholas Green oggi è ricordato da un monumento che guarda l'oceano in California, ed è un monumento che è un'intelaiatura su cui sono montate delle campane, perché a lui piaceva il suono delle campane. Io mi ricordo Reginald Green, sua moglie, la sorella di Nicholas, più piccola, quando vennero da noi, dal nostro parroco, nella nostra parrocchia, il Duomo di San Luca a Vibo, perché il parroco, l'allora parroco Monsignor Onofrio Brindisi, gli diede un premio, si fece questa serata che si fece in Duomo, la favola di Pierino il Lupo, mi ricordo, insomma c'è l'idea appunto che sì, il male esiste, per carità, e abbiamo il dovere di raccontarlo, ma c'è anche tanto bene che, grazie a Dio, ci ricorda che siamo migliori di quello che possiamo percepirci e immaginarci, tutti quanti, tutti quanti. Va bene, le 11:49 minuti e 10 secondi, 0292947222, sempre se volete essere dei nostri, oppure 340 670 9659 con le vostre zappe o WhatsApp. Abbiamo ancora 5-6 minuti di tempo per dire la nostra, dopodiché ci saluteremo con Umberto Balsamo, Balla del 1979. Ci ritroveremo stasera alle 18:15 con Zoom, e in particolare stasera avremo la senatrice Elena Murelli, parleremo di medicina alle 18:35 e poi dopo avremo Fabio Amendolara della Verità su questo scandalo appunto dell'accoglienza, che invece finiva per finanziare auto di lusso, gioielli, abiti, roba di un certo livello. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Oh Marco carissimo, ben ritrovato, dimmi tutto. Non avrei fratello. voluto intervenire perché io sono già intervenuto stamattina, però mi hai fatto accendere una lampadina. Dimmi. Quando hai detto certe mattine mi viene lo schifo a leggere la rassegna stampa. Effettivamente sì, perché io che ho qualche anno più di te, io mi ricordo da bambino, da ragazzino, un mondo decisamente migliore, perché io quando avevo 18 anni, 16 anni, 18, 20 anni, quindi a metà anni 80, noi ragazzini non avevamo l'abitudine di girare con il coltello in tasca. Casomai chi fumava aveva l'accendino in tasca, ma non il coltello. Il coltello non ce lo aveva nessuno, ma nemmeno i ragazzi meridionali che abitavano qui al nord. Ma al di là di questo, la gente era più, tra virgolette, umana. Cioè, a volte oggi veramente quando giri per strada, che vai al supermercato, che fai le tue cose di tutti i giorni, che fai la fila in posta piuttosto che in banca o altri uffici postali, sono tutti irabondi. Cioè, c'è da stare attenti quasi a parlare, perché certa gente già ti guarda storto per conto suo e non ci mette mica molto ad aggredirti. A volte, quasi sempre verbalmente, qualche volta magari prova anche a farlo fisicamente. Ma purtroppo questa è una conseguenza che noi abbiamo, e poi chiuso lascio spazio agli altri, certi organi, secondo me sovranazionali, che stanno cercando di far scatenare agli esseri umani la parte più ignobile, la parte più selvaggia, che almeno noi in Occidente, ormai da 30, 40, 50 anni, abbiamo praticamente messo da parte. Ma tutto il sistema che si sta sviluppando ormai dalla pandemia o anche da prima della pandemia ad oggi, tra pandemie, tra terrore che viene instillato, anche il fatto stesso di dire che d'estate fa caldo, come un ascoltatore che era stato, stamattina avevi mandato in onda con un suo vocale, una sua telefonata, ti dice che
stanno esagerando tutto, stanno terrorizzando la gente, in modo che se faranno davvero scoppiare un guerrone, la gente avrà talmente rabbia in corpo che non si farà nemmeno, si farà mandare in guerra volentieri per sfogarsi, e questo non va bene, perché l'uomo non è quella bestia immonda che vogliono far vedere. L'uomo lo si vede nei dipinti, nelle sculture, nei palazzi che erano stati costruiti centinaia di anni fa, nelle architetture anche romane, cioè l'uomo è quella roba lì, l'uomo è fatto per costruire, mentre si sta cercando di farlo diventare una macchina per distruggere. Questo è il mio pensiero. Grazie Antonino, buona giornata. Grazie a te, guarda, quella era una società diversa come composizione, ma era anche una società che aveva ancora dei limiti ben presenti. Negli anni 90 noi abbiamo visto cadere tanti limiti, perché è stata un'epoca certamente di benessere, ma anche nel quale la cafonaggine è venuta fuori non poco, e poi ha avuto una sua degradazione in un'aggressività continua amplificata dai social. È appena il caso di dire, se tu guardavi un programma negli anni 80 di dibattito tipo Tribuna Politica, ci capivi qualcosa. Andatevi a cercare Aldo Moro nella Tribuna Politica del 76, lo trovate su YouTube. Voi vedete quest'uomo imperturbabile che parla con un italiano che definire perfetto e fargli veramente il minimo sindacale, con dei giornalisti, tra cui anche Gianni Letta, alcuni schierati, altri no, ma certamente colleghi coi controcoglioni, scusate l'espressione. Se io penso ai gallinai che sono i talk show oggi, in cui in 5 minuti, tra l'altro, 4 minuti, 3 minuti, nel gallinaio si urlano addosso qualsiasi cosa che non c'entra niente col tema della discussione, ditemi voi chi di voi va a letto avendoci capito qualche cosa. Io no. E voglio dire, sono un addetto ai lavori. Io per primo, no. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? Pronto? Sì. Senti? Innanzitutto volevo dire due cose. Prima c'era più spazio riservato agli ascoltatori, invece adesso non c'è più, rimane molto spazio, a parte oggi, che senz'altro grazie per questa disponibilità. Però prima erano molto più chiari ed è un peccato perché era l'unica radio. L'altra cosa, il problema che diceva prima l'ascoltatore è semplice per quanto riguarda i giovani, ok? È il sistema giudiziario che non funziona, cioè le pene non vengono applicate. Andate a vedere quello che succede, ve lo dico da tecnico, andate a vedere negli altri paesi chi insulta un poliziotto piglia anche 15.000, cioè non piglia anche, piglia 15.000 euro di multa. Possono essere tanti o pochi, ma uno ci pensa due volte, perché se tu devi lavorare per pagare il fatto che hai detto bastardo a un poliziotto, ti passa la voglia. Altra cosa, andate a vedere, l'Italia è il primo paese per quanto riguarda le forze dell'ordine, il primo, cioè ha 400 agenti ogni 1.000 abitanti. Le altre sono molto meno, ma perché sono più chiare le leggi, e se tu fai un errore, cioè vieni punito, ed è chiaro, tecnicamente l'errore viene subito, cioè il reato viene inquadrato e quindi vieni perseguito. In Italia non si capisce niente perché ad esempio i reati al patrimonio non vengono considerati, ed è lì il problema principale, perché se tu fai un danno e cominci a prendere una punizione, un ragazzino ci pensa due volte se incomincia a dover pagare una multa e farsi 6 mesi di lavori utili. Qua è la colpa questa esclusivamente dei magistrati. Ti ringrazio, ascolto per radio. Grazie a te. Guarda, la Costituzione tedesca dice che i cittadini hanno diritto ad avere delle leggi chiare, comprensibili da tutti. In quella italiana non c'è scritto, però dovrebbe essere così. Ma sai, il difetto è nel manico, lo diceva la buonanima del mio professore di storia del diritto italiano, Adriano Cavanna, che era un vero genio, un gran signore. Lui ci spiegava quasi 30 anni fa a lezione questa cosa. Dice, siccome i governi in questo paese durano 6 mesi e poi cadono, e sono governi di coalizione, le leggi che vengono fuori sono delle leggi frutto di immani compromessi che poi alla fine partono da A e arrivano a Z, ma non vanno da A a B, che era quello il loro obiettivo iniziale. Per cui che succede? Che quella legge finisce nelle mani di chi la deve applicare, che è il magistrato. E il magistrato, davanti a una legge confusa e confusionaria, a quel punto interpreta, e interpretando crea ulteriore diritto.
E allora qui ci dobbiamo decidere chi è che deve creare il diritto e chi è che lo deve applicare. È tutto qui. Il difetto nel manico è questo qui. Avere dei governi stabili, avere dei governi che siano in grado di governare, avere questo e avere quello, ci permette di avere delle leggi finalmente scritte come Dio comanda e garantire una certezza della pena. Poi sai, siamo sempre lì al perdonismo, al fatto che bisogna avere poca applicazione, massimo ricorso solo come estrema ratio alla carcerazione. Posso essere d'accordo in linea di principio, però sì, un furto d'appartamento non è una cosa bagatellare, è una violenza che viene fatta a chi vive in quell'appartamento, perché quello è il posto più sacro che tu hai. E lì ci sono i tuoi ricordi, le tue cose, ci sono le tue nottate sì e quelle no, le tue giornate sì e quelle no. E che entri qualcuno che non lavora e che ruba, e questo anche no. Io non vado a infilarmi nelle case degli altri per rubare, sono qui a lavorare, che è diverso. Ed è quello che stai facendo anche tu, stai lavorando. Invece in questo paese, vi vorrei ricordare, abbiamo avuto gente che davanti alla morte di alcuni ladri d'appartamento uccisi perché il proprietario ha reagito e ha sparato, hanno detto stava lavorando. Lavorare e rubare in appartamento? Vabbè. Va bene, chiudiamo qui, ci ritroviamo alle 18:15 sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con Umberto Balsamo, Balla del 1979. Grazie per essere stati con noi e malgrado tutto ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, a più tardi. Vorrei sembrare per te un bambino e camminare